con Giulia Lunardi, team manager del team rossoneri calcio a 5. Per voi un esordio il 3 di gennaio alle 19 contro la Futsal Reggiana. Che partita vi aspettate e come soprattutto vi state preparando a questo esordio, questa manifestazione di Tombolo? Allora, ci aspettiamo sicuramente una bellissima esperienza da questa manifestazione, proprio perché appunto è il primo anno che partecipiamo, quindi sicuramente siamo molto emozionate, però le ragazze sono molto cariche, la mister Zanetti sta preparando la partita al meglio, appunto con la collaborazione delle ragazze, e siamo sicuri che nonostante la Reggiana sia una squadra molto fisica, siamo sicuri insomma che entrambe le squadre faranno una bellissima partita. Un campionato interregionale con le squadre dell'Emilia Romagna, cosa può dar di più anche a quello che è il calcio a 5 del Veneto e cosa può dar di più anche a quello che è il campionato emiliano-romagnolo? Allora, sicuramente questa collaborazione con l'altro campionato può ampliare appunto il calcio a 5. È un movimento che comunque tutte le ragazze continuano a portare avanti e sicuramente il collaborare anche con le altre regioni può ampliare la collaborazione. Siamo con il Futsal Sassuolo al femminile con la capitana Benedetta Castellani, il presidente Marco Castellani. Una partita, la vostra, che sarà l'esordio ufficiale della Kermesse di Tombolo alle 14, la sfida con il Bologna Football Club. Benedetta, che partita vi aspettate e come state arrivando a questa manifestazione di Tombolo? Ma sicuramente non sarà una partita facile vista l'avversaria e a cui do tutto il rispetto, nel senso che sono arrivate prima in campionato, un motivo c'è. Noi negli anni stiamo, penso, lavorando bene, crescendo sempre di più. Quest'anno se siamo arrivate qua un motivo c'è. Direi che cercheremo in tutti i modi di arrivare fino in fondo, nonostante appunto la partita non sia facile. Direi che stiamo anche lavorando bene per arrivarci e niente, speriamo bene, ci daremo tutto per arrivare appunto in finale. Magari il pronostico non è dalla vostra parte, ma in queste partite secche dove vince anche chi magari è tecnicamente qualcosina in meno, però ci vuole grinta, ci vuole cuore. Sì, certo, diciamo che in queste partite secche chi ci mette di più alla fine vince, non è tanto magari, non è come in campionato che ovviamente partita per partita poi si crea una classifica, è una partita secca in cui tutto può succedere, la palla è rotonda per tutti, quindi vedremo. Qui a Tombolo è presente anche il presidente Marco Castellani, scambio di microfono, una sfida che aprirà questa kermesse alle 14 con il Bologna. Sotto le feste non è mai semplice giocare, ma bisogna fare anche qualche sacrificio, da parte del ragazzo ovviamente. Assolutamente sì, credo che sia sulla carta una partita proibitiva, ma noi ce la metteremo tutta per affrontarla e addirittura vincerla e cercheremo di rendere dura la vita al nostro avversario che è il Bologna. Apriamo la Kermesse con molto piacere e con molto orgoglio. Siamo arrivati siamo ottavi in classifica, ci permette di arrivare comunque alle Final 8. Per noi è un traguardo storico raggiunto con un gruppo che da 3 anni va avanti e niente, quindi per noi veramente tanta roba. In bocca al lupo allora al Futsal Sassuolo e l'appuntamento al 3 di gennaio contro il Bologna. Viva il lupo, grazie mille. Per il 10 martiri alla conferenza stampa da Tombolo abbiamo il preparatore dei portieri Enrico Ghinato. Salve. Per voi l'esordio in questa Final 8 di Tombolo sarà alle ore 16:30 contro il Montale Football 5, come abbiamo chiesto agli altri esponenti del calcio 5 femminile. Cosa vi aspettate da questa partita e come arrivate a giocare il vostro quarto di finale? Beh, noi siamo preparati durante queste vacanze, quindi siamo continuati ad allenare. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di fare il meglio possibile, cercare di ottenere il risultato migliore che il campo deciderà. Poi, come sempre, purtroppo sono partite secche e quindi è un po' diverso rispetto al campionato, quindi la partita secca può succedere di tutto, quindi vediamo come andrà, speriamo di fare il meglio possibile. Ed è anche quello il bello della partita secca, tu che sei anche preparatore dei portieri, perché in caso di parità si va direttamente ai calci di rigore, solo i supplementari, solo in caso di finale, quindi c'è anche un surplus di lavoro da fare in questi giorni che precedono il vostro esordio. Esattamente, sì, sicuramente il lavoro da fare in queste settimane è importante, preparare comunque la partita perché non si può sbagliare nulla, preparare gli eventuali calci di rigore. Insomma, c'è un lavoro dietro ed è un po' la soddisfazione di un lavoro di un anno, cercare di arrivare a queste competizioni che sono
probabilmente le più belle della stagione. Alla fine non capita sempre di poter giocare una Final 8, che per tante ragazze magari è la prima, quindi è una bella soddisfazione.